telefono l'amico Davide Milan Stefanelli, mio sodale, l'amico di Mille Avventure. Ciao Davide, come va? Ciao Leandro, ciao a tutti. Molto bene, a parte il momento, però insomma, questo non è che possiamo fare più di tanto, insomma, dai. Ecco, che novità ci sono in radio? Cosa stai preparando? So che stai preparando un sacco di cose per il ritorno. Ci hanno detto che hai un po' di programmi nuovi in cantiere, che probabilmente si aprirà la stagione DAB. Spiegami, dai. Sì, dai, allora, stiamo progettando alcuni programmi nuovi, alcune situazioni insomma, che stiamo elaborando e stiamo vedendo che poi io lo dico agli ascoltatori, ai nostri amici, ma tu praticamente sei già informato un po' di tutto quello che sta succedendo nel mondo di Radio Diva. Stiamo aspettando l'avvento del DAB che a momenti dovrebbe arrivare. Noi siamo prontissimi per entrare in questo mondo digitale che tanto ci farà ampliare in modo particolare il nostro raggio d'ascolto. Diventeremo a livello regionale, la cosa insomma, ci fa veramente molto piacere. Per il resto siamo in programmazione di questi programmi nuovi che stanno arrivando. Siamo un po' con le mani legate perché non riusciamo, visto il momento, visto la precaria situazione, non riusciamo a muoverci più di tanto, però insomma, pian pianino stiamo programmando il tutto per la nuova stagione estiva. Ecco, dopo diciamo le prove che stiamo facendo qua nel nostro studio improvvisato casalingo, mi dicevi che pensavi di fare una web TV con i controfiocchi. La faremo? Sì, questo è un altro dei nostri progetti insomma, che stiamo mettendo un po' il fogno del cassetto, fare anche la TV, magari fare anche, che ne so, magari Radio Diva TV. Potrebbe essere anche questa una cosa, o un'altra, o il titolo poi lo vedremo insieme, anche io e te, visto che sei un lavoratore molto valido, ecco. Ok, Davide, ti saluto, buon come si dice, buon lavoro, perché tu stai lavorando più di prima, stai spostando un po' di studi, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro è sempre un lavoro in continua evoluzione. Comunque, volevo cogliere l'occasione per farti i complimenti perché, visto quello che stai facendo a livello di informazione, ti stai veramente dando da fare e veramente complimenti per tutto quello che stai proponendo, tutto quello che stai realizzando in questi giorni. Veramente bravo, bravissimo. Grazie Davide, sai che ti voglio bene. Ciao, buona giornata.